Siamo alla libreria Mondadori di Messina. C'è questo cartellone sulla vetrina che indica i 100 anni della casa editrice. 1907 Arnoldo Mondadori, all'età di 18 anni rivela Ostiglia, una piccola tipografia, una cartolibreria annessa adottando l'insegna La Sociale. Nel primo numero del giornale Luce, dà il via a un'attività di editore. La produzione si indirizza su testi scolastici e libri di intrattenimento per ragazzi. Nasce la prima collana La Lampara, collezione illustrata per ragazzi dove vengono pubblicizzati autori di fama nazionale: Capuana, Beltramelli, Gozzano. Viene costituita una nuova tipografia e viene assunta una nuova denominazione, Casa Editrice La Scolastica, 1915. Nel 1919 si costruisce la casa editrice Arnoldo Mondadori con sede a Ostiglia. Nasce Politica e Guerra, la prima collana dedicata alle opere saggistiche. Si costituisce nel 1921 la Mondadori con sede a Milano. Segna il debutto di Mondadori nei periodici per l'infanzia. L'acquisizione della Casa Editrice Italia rileva 2 periodici, Novella e Commedia. Viene pubblicata a dispensa l'Enciclopedia dei ragazzi. Mondadori stampa i quotidiani Il Secolo, il secolo XX e Il Secolo Illustrato, e i periodici Giornalino della Domenica e La Donna, rivista dei desideri e di ogni signora elegante e colta. Nel 1937 nascono le collane, quest'ultima è dedicata a romanzo di eccellente qualità, accattivante e di facile lettura. Nel 1938 vengono pubblicate settimanali Varietà Il Milione, settimanale femminile Grazia. Nel 1939 nasce il settimanale Il Tempo, sul modello dell'americana Life, di cui Indro Montanelli è il redattore capo e il pittore e designer Bruno Munari il direttore grafico. Escono i periodici Novellissima, Ecco Sette Bello, I Balilla, Il Passo Romano, La Donna Fascista. Nel 1940 si inaugura il primato quindicinale delle lettere e arti in Italia, la collana Lo Specchio, dedicata agli autori italiani. Abbiamo superato gli anni 30 e gli anni 40 di questa storia senza vedere nessun riferimento a Pirandello. Molto strana questa ricostruzione storica della Mondadori, che arriva fino al 2007, in cui si attraversano tutti i periodi e tutte le grandi scommesse editoriali di Mondadori, inclusa la Repubblica, che nasce nel 1975 e dall'accordo con Mondadori nel 1976 con Carlo Caracciolo nasce la Repubblica, quotidiano diretto da Eugenio Scalfari, e il settimanale formato Pocket Guida TV. L'anno prima era stato dato incarico all'architetto brasiliano Oscar Niemeyer di progettare la nuova sede della Mondadori a Milano. In tutta questa ricostruzione storica non si cita mai Pirandello. Gran parte della fortuna di Mondadori deriva dall'avere fatto un contratto a Pirandello sulle sue opere, che sono state stampate in Italia e in tutto il mondo, tradotte in tutto il mondo, e che ha dato a Mondadori un contributo economico enorme. Quel contratto fu un contratto capestro per Pirandello, che non prese mai una lira da Mondadori, nonostante fosse già premio Nobel, e non riuscì a avere niente, neanche la famiglia di Pirandello, fino alla scadenza dei diritti d'autore, che vennero rinnovati in modo originale con una legge europea a cui l'Italia aderì successivamente alla scadenza dei 70 anni, dei 50 anni dalla morte di Pirandello nel 1986. Venne allungato di 20 anni il diritto d'autore, che rimase in mano a Mondadori fino al 2006.
Quindi per 70 anni Mondadori ha sfruttato tutte le opere di Pirandello, pubblicandole, incassando i diritti delle pubblicazioni in tutte le altre lingue, senza che Pirandello abbia mai avuto un soldo. Nonostante questo, Mondadori non nomina mai in questa storia dei 100 anni il grande premio Nobel, che ancora oggi è uno degli autori più venduti nel mondo.